di bordelli. Amici sportivi, buon pomeriggio a tutti. Calcio parlando, eccoci qua con la nostra puntata del 4 ottobre e con 28 ore e 54 minuti che ci separano da Juventus Roma. Domani sesta giornata, domani super posticipo, definiamolo così, anche se si gioca alle ore 18, quindi in orario diciamo preserale, ancora pomeridiano. Comunque si incrociano i guantoni in questa partita che vale qualcosa, e andremo a capire meglio il significato, andremo a leggere tra le pieghe qualcosa, perché ovviamente siamo alla sesta giornata, però insomma sarà più che interessante capire e vedere il modo in cui si daranno battaglia due squadre a punteggio pieno di fatto, Juventus e Roma in campionato. Cercheremo di entrare nel dettaglio di questa partita che l'anno scorso ha visto la Juve vincere 2 volte con quel 3-0 di gennaio, un testa a testa scudetto che si consumò anche nella passata stagione. Ci sono delle analogie, alcune situazioni differenti. Juve e Roma vengono peraltro entrambe da un turno di Champions, ne parleremo perché diffusamente poi merita di essere approfondito il capitolo su Juventus-Roma, big match di questo sesto turno del campionato di Serie A. Naturalmente potete intervenire e tra un attimo anche i numeri di telefono per contattarci, il numero per le chiamate, anche quello per gli SMS. Intanto buon pomeriggio Daniele Amadasi. Ciao Daniele. Ciao Adriano, a te e a tutti i nostri radioascoltatori, puntata numero 418 di Calcio Parlando, e giustamente hai detto te, i riflettori di questa sesta giornata sono puntati sullo Juventus Stadium. Alle ore 18 domani si affrontano Juve e Roma in una giornata che però vede di fatto tutti gli scontri diretti delle formazioni italiane impegnate nei turni di Coppa Europea, perché oltre a Juventus e Roma ci saranno anche le sfide fra Napoli e Torino e Fiorentina e Inter, quindi un turno particolare che andremo di sicuro ad analizzare nell'arco di questi 60 minuti di trasmissione. Dunque Juve-Roma domani ore 18, Juventus Stadium, grandissima cornice naturalmente, l'arbitro sarà il signor Rocchi di Firenze e si comincia però questo pomeriggio sempre in orario delle 18, Verona-Cagliari, Milan-Chievo, poi stasera alle 20:45. Questi due anticipi, poi nel dettaglio andremo anche con il resto del turno di campionato. Sono 4 le partite in scaletta domani alle ore 15, per cui in orario canonico. Il resto è spezzatino, come spesso siamo abituati a vedere. Domani anche 2 posticipi, oltre che questo Juventus-Roma collocato alle ore 18. Parliamone come di Juventus Roma. Intanto ecco, ribadiamo il numero per intervenire: 0266203529, lo conoscete, mentre quello degli SMS che leggiamo in diretta ovviamente 346 6427 756. Saremo in onda con voi fino alle 13:55. Juve Roma, Daniele, è cominciata in questa settimana, è cominciata, se vogliamo, con la Champions, con una marcia di avvicinamento molto particolare. Il calendario è stato piuttosto equo perché ha posto in questa seconda giornata, nella seconda giornata della Champions, Juve e Roma 2 paletti di uguale resistenza, cioè Manchester City in trasferta per la Roma, Atletico Madrid in trasferta per la Juventus. Entrambe si presentavano con una vittoria nella prima giornata, ed è successo che la Juve è uscita non con le ossa rotte dal Vicente Calderón, perché comunque la partita si è sbloccata soltanto a un quarto d'ora alla fine, però la Juve in trasferta in Champions continua a ingoiare bocconi amari. Questo dice il prospetto, anche guardando alle precedenti stagioni. La Roma ha appoggiato su una magia di Francesco Totti ed è uscita indenne dallo stadio del Manchester City, quindi 1-1, chiaro che non è nulla di compromesso per la Juve, mentre la Roma, ecco, questo punticino va letto anche in chiave girone, perché davvero i giallorossi hanno un gruppo di ferro in questa Champions. Sì, il discorso è cercare di capire logicamente da che punto si vuole vedere la sfida fra Juventus e Roma, perché sono due formazioni che verosimilmente si contenderanno lo scudetto. Sono due formazioni che negli ultimi 2 anni a Torino hanno visto però il netto successo della Juventus
sempre per 3-0, bianconeri che l'anno scorso hanno vinto il campionato danno 17 punti di distacco alla Roma. Quest'anno non ci sono questi 17 punti, sono due formazioni partite forti in campionato, hanno vinto le prime 5 gare, la Juventus non ha ancora preso reti in campionato, la Roma in tutta la stagione ha preso 3 reti, una in campionato e 2 in Champions League. La Juventus mercoledì sera ha perso la sua prima gara prendendo anche una rete, una sconfitta immeritata per quello che si è visto, però alla fine conta il risultato. La Juventus ha perso 1-0 contro l'Atletico Madrid e la Roma ha fatto 1-1 in Champions, e quindi bisogna vedere che tipo di bilancia dare. C'è chi dice la Roma ha portato via un punto importante in Champions League e la Juventus ne ha portati via 0 da Madrid, per cui la Roma è più forte. La Roma però ha incontrato un Manchester City che a livello di storia europea praticamente ha fatto peggio dalla Juventus di Conte negli ultimi 2 anni, quindi questo vuol dire molto. La Juventus è andata sul campo della formazione che l'anno scorso, oltre a vincere la Liga, ha perso anche la finale di una Coppa Campioni quando al 90° era avanti per 1-0, per cui penso che ci sia anche una differenza pesantissima a livello tecnico fra come gioca il Manchester City e come gioca l'Atletico, quindi erano 2 impegni completamente diversi. Soprattutto la Roma adesso ha magari 4 punti in Champions League, però deve ancora affrontare la formazione più forte come il Bayern Monaco, quindi sulla carta la Roma dopo 3 gare di Champions girerà a 4 punti. La Juventus invece magari vincendo ad Atene arriverà a 6, quindi una bilancia un po' particolare. Logicamente bisogna dare il massimo interesse a questa gara e basta vedere anche le quotazioni, diciamo, dei bookmakers. Il pareggio della Roma logicamente viene pagato meno rispetto alla vittoria dei giallorossi, viceversa è ancora favorita la Juventus. Vedremo se la Juventus è ancora più forte. La Juventus dovrà dimostrare che tra Champions League e campionato c'è ancora differenza, però direi di non dare troppo allarmismo per una gara che la Juventus ha perso, giocandola comunque direi in ottima maniera a Madrid, perché non è andata a difendersi, è andata a cercare di giocare contro una formazione che veramente comunque è forte, e i bianconeri hanno pagato direi a caro prezzo un incredibile errore difensivo di quella mancata diagonale o sbagliata da Cáceres oppure mancata da Nick Steiner che era rimasto a centrocampo per la rete di Arda Turan a 15 minuti dalla fine, per cui logicamente si è dato peso alla sconfitta della Juventus, ma secondo me per quanto dimostrato dai bianconeri a Madrid penso che domani sia una gara completamente diversa, anche perché va detto che si gioca allo Juventus Stadium dove i bianconeri da 21 gare di fila portano a casa la vittoria. Chievo, Udinese, Milan, Cesena e Atalanta le vittime della Juventus fino a questo momento in campionato, mentre la Roma si è sbarazzata di Fiorentina, Empoli e poi a seguire Cagliari, Parma e Verona. Questo è il percorso netto. Chiaro che la Juve ha avuto un calendario un pochino più in salita perché ha affrontato il Milan a San Siro. Come ci si arriva intanto a questa partita che il calendario diciamo anche fortunatamente ha collocato non tanto per questa andata ma poi per il girone di ritorno rispetto all'anno scorso, quando ancora ci sarà in ballo un discorso scudetto. Chiaro che Roma-Juve dell'Olimpico sarà in scaletta per il 1° marzo e non per l'11 maggio come l'anno scorso, quando era la penultima giornata ed i giochi erano fatti. Ci si arriva in una situazione molto particolare perché appunto entrambe sono a punteggio pieno e per carità, come si dice spesso in questi casi, non ci può essere nulla di definitivo, nessun giudizio che possa far pendere la bilancia in particolar modo dall'una o dall'altra parte, però sarà bello vedere e scoprire quale delle due cadrà inevitabilmente domani sera, ammesso che chiaro non finisca in pareggio la partita dello Juventus Stadium. Ma io direi che la cosa più bella della gara di domani sera è capire realmente quanto la Roma è riuscita a recuperare nei confronti della Juventus, perché alla fine il divario è stato 17 punti, però direi che forse è stato troppo esagerato. È una Roma che anche l'anno scorso però era partita fortissimo vincendo le prime 10 gare, mentre la Juventus non è mai partita forte perché ha fatto delle preparazioni completamente diverse, però la Juventus quest'anno si trova già in testa dopo 5 giornate, quando ha dimostrato negli ultimi 3 anni di carburare strada facendo. E quindi è una gara particolare per vedere se anche la Juventus ha alzato il proprio livello o se la Roma è riuscita comunque a colmare parte di questo gap. A livello psicologico la Roma arriva esaltata perché in campionato ha vinto tutte le gare, in Champions League ha ottenuto il massimo perché comunque ha portato via un ottimo punto
da Manchester, e soprattutto con il proprio capitano Francesco Totti, che è entrato nella storia della Champions League perché è stato il calciatore più vecchio a realizzare una rete, 38 anni e 4 giorni. La Juventus arriva dopo una sconfitta a Madrid, che però ha dimostrato che comunque il livello europeo, l'approccio è stato completamente diverso da quello sbagliato degli ultimi 2 anni, quando la formazione di Conte comunque, diciamo così, a livello mentale aveva sbagliato qualche cosa in Champions League, perché il rammarico dopo la sconfitta del Vicente Calderone è stato quello di dire però la Juventus usava di più, magari portava a casa la partita. In effetti Buffon ha fatto soltanto una parata e l'occasione migliore da rete l'aveva avuto Pogba nel primo tempo, per cui la Juventus arriva con una sconfitta, però con la consapevolezza di essere comunque una formazione ancora molto forte, e avrà la fortuna, direi, anche di giocare in un fortino, perché lo Juventus Stadium veramente potrà dare un valore aggiunto da una formazione che, ricordiamo, nelle ultime 21 partite in gara li ha portati a casa tutti, per cui siamo tutti curiosi di vedere se la Juventus in campionato è ancora avanti alla Roma, o la Roma riuscirà con le giocate di Gervinho, vedremo poi se giocherà a Destri o Florenzi, e soprattutto poi capire a centrocampo se la Roma non dovrà pagare dato per un'assenza importante come quella di De Rossi. C'è un Keita che è in formissima, oggi la Gazzetta ha fatto un paragone, ha detto che Keita è molto più forte di Marchisio. Io sono completamente contrario da questo giochino, però logicamente vengono fatti dei paragoni: chi potrà spingere di più, Mkhitaryan o Maicon, e chi è più forte tra i due portieri, chi ha i giocatori che possono fare la differenza. La Roma in questo momento sembra probabilmente più squadra, la Juventus sta giocando più sull'aspetto dei singoli, e non è un caso che dei 12 gol stagionali 6 li ha fatti Tevez, per cui vedremo un po' che tipo di gara sarà, e soprattutto ribadisco, siamo tutti curiosi di vedere se la Juventus è ancora avanti alla Roma, oppure se i giallorossi veramente sono riusciti in un anno ad accorciare la distanza nei confronti di una squadra che da 3 anni in Italia sta dominando in lungo e largo. Bisogna attendere ancora qualche ora probabilmente per l'elenco dei convocati, sia per la Juventus sia per la Roma. Dal fronte giallorosso però sappiamo che non ci sarà Castan, ma anche De Sanctis sarà costretto a saltare la seconda partita, giocato in porta a Manchester Skorupski, il quale dovrà allo stesso modo difendere i pali della porta della Roma anche domani sera allo Juventus Stadium. In gruppo invece Maicon e Nainggolan, queste le ultime novità, le novità diciamo di superficie per quel che riguarda la squadra di Rudy Garcia, una Juve che dovrebbe portare in panchina Pirlo. Ovviamente parliamo di un giocatore che ha saltato tutte le gare fino a questo momento, quindi è in ogni caso in recupero. Fuori Barzagli naturalmente per la squadra di Massimiliano Allegri. Dunque andiamole a vedere le probabili scelte dei due tecnici, con la Juventus Buffon, Caceres, Bonucci, Chiellini, Lichtsteiner, Vidal, Marchisio, Pogba e Asamoah, Tevez e Llorente in avanti. C'è una Roma destinata dunque a rispondere con Skorupski tra i pali, Maicon, Manolas, Young, Ambiwa e Cole in difesa, nel 4-3-3 di Garcia, Pjanic, Keita e Nainggolan nel centrocampo, poi appunto Florenzi, Totti e Gervinho nel tridente. Florenzi, dicevi tu Daniele, in ballottaggio con destro. C'è anche un Iturbe che diciamo scalpita, perché è rientrato a Manchester dopo l'infortunio martedì sera e dovrebbe trovare spazio quantomeno nel secondo tempo. Si parlava comunque anche per lui di staffetta nel tridente con un Florenzi che comunque sta bene, e diciamo che è sicuramente un'ulteriore scelta per Garcia. La Juve, come detto, ha fuori Pirlo, però in questo momento è chiaro che è un'assenza che passa assolutamente in secondo ordine, visti i nomi, vista la caratura di un centrocampo della Juventus. Quindi ecco, chiaro che assenze ce ne sono nella Roma, quelle che Garcia si porta dietro, quelle appunto di Castan, lo stesso De Rossi, Strootman, Balzaretti, Astori, però ecco, speriamo che domani siano davvero 90 minuti ad altissima intensità. Sì, diciamo che forse l'unico dubbio di casa giallorossa, considerando che non potrà essere titolare De Sanctis in fase offensiva, dove Florenzi per adesso è favorito su destra, e poi in difesa dovrebbe essere confermato Ashley Cole, che comunque ha fatto molto bene l'altra sera in Champions League. In casa bianconera
c'è un dubbio comunque quello se Cáceres potrà essere disponibile dal primo minuto. Nel caso nella difesa 3 dovrebbe essere schierato Gubon, poi tornerà Samoa al posto di Evra, confermato il duo offensivo Llorente-Tevez, con Morata che comunque ha recuperato, andrà in panchina. Giustamente bene hai detto te che ritornerà in panchina Pirlo, che però non ha ancora probabilmente i minuti nelle gambe. Direi che forse in casa juventina ci sarebbe da rischiare, però Allegri non lo andrà a fare domani. Era magari quello di non presentare dal primo minuto un Arturo Vidal che non si è comportato bene mercoledì a Madrid, e viceversa c'è un Pereira che ha fatto molto bene dall'inizio dell'anno, però penso che non vada a rischiare, direi, questo cambio, magari potrebbe essere fatto nel corso della gara, per cui le formazioni sono pressoché fatte. E la designazione di Rossi, devo dire che comunque sulla carta dà garanzie tecniche. Lo stadium è esaurito da oltre 10 giorni, i biglietti venduti sono stati, diciamo così, bruciati nel giro di 2 ore. A livello di anche, diciamo così, di richieste del credito stampa, la Juventus ha dovuto fare una scelta particolare, perché ha dovuto ridurre il numero dei giornalisti accreditati, perché sono aumentate le richieste da parte delle televisioni che dovranno riprendere la gara, per cui parte della tribuna stampa del Juventus Stadium, che di solito viene adibita a molti giornalisti, per la gara di domani sarà invece, diciamo così, trasformata per permettere a una serie di gruppi televisivi di riprendere la gara. Per cui direi siamo tutti curiosi di vedere questo match e di viverlo, e logicamente lo faremo anche attraverso i nostri profili Facebook e Twitter, dove andremo a mettere tutte le foto in diretta dallo Juventus Stadium. Questo l'Allegri pensiero della vigilia. Allegri ha parlato in conferenza stampa, dovrà farlo a breve anche Rudy Garcia per quanto riguarda la Roma. Diciamo che questo è un appuntamento da non sbagliare, anche se Allegri si concentra inizialmente sulle magagne, diciamo, della partita di mercoledì in Champions. Abbiamo affrontato una grande squadra che ha vinto la Liga ed è vice campione d'Europa. L'abbiamo fatto con personalità, una partita non bellissima, incanalata a un certo punto sullo 0-0. La squadra ha espresso però un gioco importante, ha fatto ottime cose. Ci vuole equilibrio anche nelle sconfitte, perché una partita non definisce certo il girone. Poi, soprattutto per quel che riguarda Juve-Roma, quel che di fatto interessa di più alla vigilia del big match, una Roma che si è rinforzata molto, ha acquisito consapevolezza e poi insomma ci sono tante componenti in Europa per il passaggio del turno. Questo anche in riferimento all'ultima settimana. Arriviamo alla pari noi e la Roma, dice ancora Massimiliano Allegri, e poi siamo coscienti di affrontare una squadra importante, giocheremo con la stessa intensità, migliorando però il livello tecnico. Ancora sulla formazione, dice che Pirlo, come ricordavamo anche noi, peraltro non è al 100% e non va rischiato. E poi su Vidal, Pereira, dice, io punterei su tutti e due, vista la durata delle partite. Vidal viene da un po' di inattività, ma sta migliorando la condizione. Mercoledì ha fatto una buona partita, ma non ai livelli di Vidal. Questo è in sintesi anche il pensiero di Allegri. E poi prosegue dicendo: non giocherà la Roma come la prima mezz'ora dello scorso anno qui a Torino, quindi anche per fare un parallelo, anche se ovviamente Allegri in quel momento sedeva sulla panchina del Milan e non della Juventus. Domani ho il dubbio su Asamoah ed Evra, sono due giocatori di affidabilità, e potrebbe essere il momento di Asamoah, anche perché Evra ne ha giocati più di fila di lui. Cáceres e Morata stanno bene, e poi quando giochi queste partite sai che una squadra forte non può farsi condizionare da tutto il resto dell'anno. La Roma in questo momento è l'antagonista principale, ma non sarà una gara fondamentale per lo scudetto. Cercheremo di vincere sapendo che squadre, che tipo di partita vengono a fare, e quindi insomma è la presentazione di Allegri, la sua su Juventus Roma di domani. Un Allegri che intanto, diciamo, Daniele, come può essere fotografato il nuovo corso bianconero con un allenatore nuovo e con un allenatore soprattutto che andava in cerca di rilancio dopo l'esonero al Milan. È stata affidata
praticamente una Ferrari di fatto con la Juventus ad Allegri. Sì, poi facendo anche un paragone, logicamente si diceva alla Juventus cosa poteva andare a perdere con l'assenza di Conte. Si è dimostrato che per adesso non ha perso nulla, anche perché la rosa è la medesima dell'anno scorso e sono arrivati dei giocatori, per cui a livello tecnico direi che la Juventus ha alzato il proprio livello e soprattutto ha allungato anche la propria panchina. Logicamente hanno caratteri completamente diversi, però tanti protagonisti di casa bianconera hanno detto che probabilmente anche durante la gara si sentono meno stressati, e di sicuro possiamo portare l'esempio di un X-Steiner che aveva praticamente costantemente alle costole un Conte che viveva la partita in maniera particolare. Allegri la vive in maniera più tranquilla, però logicamente poi anche Bonucci l'ha dichiarato ieri, ha detto anche Allegri non è che in spogliatoio oppure in panchina non ci urli dietro, però c'è un clima completamente diverso e soprattutto c'è anche un gioco diverso, perché la Juventus aveva un gioco quasi più nevrotico, una spinta di un 3-5-2 proprio alla ricerca spasmodica della corsa, che poi portava magari ad arrivare stanchi nel corso degli ultimi minuti di gara. Viceversa la squadra di Allegri cerca di fare un gioco diverso, più possesso di palla, una maggiore verticalizzazione, soprattutto cercare di giocare di più sulle fasce, per cui sono due moduli diversi che devo dire che Allegri si è posto molto bene. Io pensavo che potesse avere delle problematiche superiori a prendere la guida della Juventus, mentre ha dimostrato per adesso comunque di avere le doti, probabilmente, quindi direi che il suo fallimento a Milan nel corso dell'ultima stagione era dovuto anche all'incredibile indebolimento tecnico che è stato fatto dalla dirigenza rossonera, che di fatto aveva mandato via tutti i giocatori più forti, quindi Allegri si era ritrovato veramente con una 500 e più di tanto non riusciva, pur essendo un buon pilota, a portarla ad alti rendimenti. Viceversa, l'hai detto giustamente bene te, la Juventus è una Ferrari, non soltanto perché la famiglia, la presidenza è la medesima, ma comunque è una squadra che può giocare su alti livelli, per cui vedremo domani cosa succederà. La Juventus deve soltanto stare attenta in contropiedi, perché la Roma è letale, gente come Gervinho, Destro, Florenzi veramente è bravissima di attaccare gli spazi e trovarsi a tu per tu con Buffon, e quindi potrebbe creare dei pericoli in casa bianconera. Il Juventus non deve dare contropiede alla Roma, per adesso fare la sua gara e cercare di superare comunque una difesa come quella giallorossa, che ricordiamo in campionato ha subito soltanto una rete in 5 gare. Daniele, ti chiedo, stai con noi ancora un paio di minuti, così mandiamo un breve stacco pubblicitario, poi commentiamo la giornata di campionato, la sesta, che oltre a Juventus Roma vede anche partita cominciare da stasera, e poi quello che è successo in Europa League. Quindi ancora un attimo, intanto ai nostri ascoltatori rimandiamo l'appuntamento tra un minuto e mezzo, seconda parte di Calcio Parlando, che arriva davvero tra pochissimo. Rimanete con noi. Dal cuore della Brianza, acqua celtica per migliorare la qualità di vita dei padani. Grazie a New Line e a Radio Padania, se sei tra i
422. Eccoci dunque con la seconda parte di Calcio Parlando, puntata numero 418. Pronostici su Juventus Roma non ne facciamo, non ne chiedo neanche a Roberto Colombo in regia, perché probabilmente non saprebbe neanche cosa rispondermi. No, pronostici su Juve Roma, no, giustamente. Però domani sera speriamo sia spettacolo, quantomeno allo Juventus Stadium. Prima del resto dell'analisi sulla sesta giornata, diciamo, Daniele, che in Europa League le cose sono andate piuttosto bene a tutte le italiane. Ha vinto l'Inter, ha fatto lo stesso a Fiorentina in casa della Dinamo Minsk 3-0, ha vinto il Napoli 2-0 sul campo dello Slovan Bratislava. Il Toro ha piegato il Copenaghen 1-0 con un calcio di rigore al 94esimo di Quagliarella. Chiave di lettura intanto su un Inter che aveva l'impegno più semplice in casa e di certo non ha brillato. San Siro, il pubblico di San Siro ha un po' perso la pazienza, peraltro, con una squadra certamente non all'altezza della situazione dopo peraltro la scopola subita contro il Cagliari, e il Toro, diciamo che probabilmente ha visto i fantasmi quando al 94esimo gli è stato fischiato a favore un rigore, perché tra El Kaddouri e Larrondo in questo primissimo avvio di stagione il Toro non ha avuto buon feeling con i rigori, quindi trovarsene uno al 94esimo di una partita di Europa League, diciamo da vincere per forza, perché il Toro aveva pareggiato la prima, quindi era opportuno fare 3 punti all'Olimpico giovedì sera. Ecco, sono un po' fatti gli scongiuri, soprattutto per quanto riguarda Ventura. Sì, partiamo dall'aspetto positivo che finalmente le squadre italiane non stanno snobbando l'Europa League, perché la prima giornata 3 vittorie su 4 con 3 vittorie e un pareggio, e adesso c'è stato il record perché si sono vinte 4 gare su 4, quindi vuol dire che i suoi 24 punti totali le formazioni italiane ne hanno portate a casa 22, quindi 7 vittorie e un pareggio. Quindi questo è un dato finalmente positivo che è andato a controbilanciare invece soltanto il punto portato a casa in Champions League in 2 gare, il risultato che ha portato per fortuna l'Italia a recuperare e superare il Portogallo nel ranking UEFA, quindi con l'Italia che è tornata quarta dietro a Spagna, Inghilterra appunto e Germania. Per quello che riguarda invece la vittoria dell'Inter, la frattura oramai è completamente aperta fra Mazzarri e la tifoseria nerazzurra. La tifoseria nerazzurra si sta sentita, ma soprattutto la barzelletta delle scuse di Mazzarri oramai non viene più retta dai tifosi nerazzurri, cioè è un allenatore che ogni volta che perde non è mai capace di fare autocritica, deve sempre cercare una scusa. Mazzarri non sta dando gioco all'Inter e le colpe non sono soltanto sue, anche perché, ribadisco, per fare il 3-5-2 di Mazzarri ci vogliono giocatori che siano di un livello completamente diverso da quelli che sono Nagatomo ed Ambrosio. Quindi Mazzarri, se non ha i giocatori di fare il 3-5-2, deve cambiare modulo. Il problema è che è un allenatore che non è in grado di vedere oltre il proprio modulo, per cui la prima cosa che viene insegnata al corso allenatori è che un allenatore deve plasmare il proprio modulo in base ai giocatori che ha. Mazzarri non è il giocatore per fare il 3-5-2, per cui deve cambiare modulo, non lo fa, i risultati sono sotto gli occhi di tutti ed è un Mazzarri che rischia pesantemente, perché domenica sera c'è una gara particolare e in caso di sconfitta dell'Inter a Firenze direi che le problematiche potrebbero aumentare, quantomeno in Europa League. L'Inter ha vinto 2-0 grazie alle reti di D'Ambrosio, e poi è andato a segnare anche Icardi, che forse ha sbagliato perché è andato a chiedere ai tifosi adesso non fischiate dopo il 2-0, però ricordiamo Icardi che non ha realizzato la rete del 2-0 a Real Madrid ma alla promozione del Karabakh, per cui devo dire che anche l'attaccante nerazzurro poteva risparmiarsi questa esultanza polemica. Il Torino invece, hai detto giustamente bene te, per fortuna non è andato a fare la legge del non C2 senza 3, dopo i 2 rigori sbagliati dalla Rondo e il Kaddouri, Quagliarella è riuscito a realizzare una rete importantissima di un Torino che adesso si trova a 4 punti in Europa League, per cui è un'Europa League che per adesso sta portando per fortuna soddisfazioni, perché anche Napoli e Fiorentina avevano comunque 2 impegni facili in trasferta, però hanno portato a casa le rispettive vittorie, per cui siamo tutti contenti finalmente di vedere le formazioni italiane che si impegnano in Europa League, perché ricordiamo che il ranking UEFA non si porta a casa soltanto dalla Champions League ma anche dagli impegni in Europa League.
poggerà ancora su Osvaldo Icardi l'attacco dell'Inter domani sera a Firenze, in panchina Palacio che deve recuperare la condizione fuori. Sono 3 attaccanti, Adriano, Sì. quindi c'è poco da fare. Fuori... Uno sta fuori, gli altri 2 giocano, quindi e qui le colpe, scusa sto interrotto, certo. Non sono anche in questo caso di Mazzari, ma di un Ausilio che non è stato in grado di comprare un quarto attaccante in 2 mesi di mercato. Sì, esatto, c'è Bonazzoli della Primavera in panchina, ma non è il caso di andare con troppe scommesse in questo caso. Osvaldo, ex di turno, Icardi invece l'anno scorso a Firenze segnò il gol decisivo del 2-1, fu il suo ritorno al gol. Ecco, l'Inter fece una mezza impresa l'anno scorso a Firenze, mezza impresa per quello che comunque è stata la mediocrità della stagione nerazzurra. Fuori Hernanes, almeno teoricamente, fuori anche Guarin domani sera nel 3-5-2 con Medel in mezzo al campo, Vilà, Kovacic, Dodò a sostenere D'Ambrosio sempre titolare a destra, Vidic che invece rientra in difesa con lui Ranocchia, e confermato invece Juan Jesus, e quindi l'Inter, se non ha fatto punti, se non ha fatto granché punti nel periodo in cui doveva farne, cioè tra Atalanta, Palermo e soprattutto Cagliari, viene da pensare cosa possa combinare domani sera in quel di Firenze, in quello che è il catino dello stadio Artemio Franchi. Posticipo che si accompagna con Napoli-Torino sempre domani sera, mentre oggi, come detto, Verona-Cagliari alle 18, Milan-Chievo ore 20 e 45, domani alle 12:30 Empoli-Palermo, e alle 15 Lazio-Sassuolo, Parma-Genoa, Sampdoria-Atalanta e Udinese-Cesena. Queste le partite con ovviamente l'occhio di particolare attenzione, come abbiamo detto, sui posticipi, ma insomma c'è poi tutto il resto del programma da tenere sotto osservazione, vedere se il Cagliari si potrà confermare dopo i 4 gol a San Siro, per esempio un Milan che questa sera va all'assalto del Chievo a San Siro. Sì, è un turno che logicamente, oltre al match clou fra Juventus e Roma, domani sera avrà comunque una gara importante, perché è vero, l'Inter non sta bene, però la Fiorentina è partita malissimo in questo campionato, e anche qui le colpe secondo me vanno date a una dirigenza, considerando che l'anno scorso Rossi e Gomez avevano avuto 2 gravi infortuni, dovevano metterli dei giocatori in grado di sostituirli. Poi logicamente c'è la sfortuna perché si sono rinfortunati tutti e 2, però direi che Babacar e Bernardeschi sono lontanissimi dall'essere 2 giocatori in grado di essere comunque titolari per tutta la stagione a Firenze. La Fiorentina dovrà cambiare modulo, perché adesso verrà titolare Babacar, che ha fatto riposare giovedì sera, Bernardeschi finirà in panchina e Quadrado di fatto dovrà fungere da seconda punta. Una Fiorentina sfortunata perché aveva trovato anche in Richards un buon terzino destro, che anche lui si è fatto male in Europa League, per cui se Mazzari non sorride, devo dire che anche in questo periodo Montella non sta facendo bene a Firenze, quindi è una gara particolare. Secondo me è un pareggio che potrebbe far bene ai 2 tecnici ma male alle rispettive squadre, viceversa una sconfitta potrebbe creare poche problematiche sia a Montella che a Mazzarri. Delle match clou Juventus e Roma abbiamo detto tutto, prima poi di lasciare posso dire che è abbastanza particolare la gara che si giocherà questa sera a San Siro, soprattutto perché Menezes sembrava infortunato a ginocchio, ha avuto un recupero lampo, questa sera sarà titolare ed è Sharawi ancora in panchina, per cui l'anno scorso parlavamo di mistero bianco, non chiedeteci di più sul fatto perché Sharawi non scendeva in campo. Quest'anno cambiamo colore e non sappiamo che tipo di mistero è, però è abbastanza particolare che Sharawi deve essere punto di forza del Milan, anche questa sera non sarà schierato, e considerando che l'avversario è il Chievo Verona abbastanza abbordabile, direi che c'è da chiedersi che cosa stia succedendo intorno a questo calciatore. Paloschi contro il maestro Inzaghi, questa sera uno dei contenuti della notte di San Siro tra Milan e Chievo. Intanto Daniele, noi ci fermiamo qui con te per il momento e torneremo lunedì ore 15:30 sempre con Calcio Parlando. Noi oggi ovviamente proseguiamo fino alle 13:55, però insomma poi anche sul web i nostri aggiornamenti focalizzati sul turno di campionato e poi su quello che sarà Juve-Roma di domani. Assolutamente, tutti gli articoli di approfondimento www.calcioparlando.com, quindi domani andremo a presentare anche la giornata, anzi oggi scusate, la giornata di campionato della massima serie, poi logicamente attraverso
i nostri social network e quindi profili, Calcio Parlando su Twitter e poi Calcio Parlando RPL su Facebook, e vi daremo tutti i risultati delle weekend calcistiche di Serie A, di Serie B, e soprattutto anche tante foto e immagini dalle varie gare che attraverso la nostra redazione sportiva, essendo cresciuti, adesso siamo 6 giornalisti che collaborano con il sito Calcio Parlando, e quindi poi con l'annessa trasmissione Calcio Parlando RPL su Radio Padania Libera riusciremo a darvi tutte le informazioni in diretta, e soprattutto direi domani concentrati sulle 2 gare più importanti. Questa sera seguiremo Milan e Chievo, domani invece seguiremo la gara dello Juventus Stadium fra Juventus e Roma, poi alle 20:45 anche direi tante informazioni dalle Franchi per Fiorentina Inter. Dunque un ringraziamento a Daniele Amadasi. Andiamo avanti con tanto quelle che sono le formazioni, la formazione del Milan di stasera, prima della rassegna stampa, che tra poco andremo anche a vedere, rassegna stampa sportiva, il quotidiano di oggi. Milan in campo contro il Chievo 4-3-3 con Abbiati in porta, Batte, Rami, Alex e De Sciglio in difesa, Montari, De Jong, Bonaventura a centrocampo, Onda, Torres e Menez in attacco. Quindi questo è il probabilissimo 11 anti-Chievo che Inzaghi opporrà appunto alla formazione giallo-blu di Corini, con dall'altra parte un Paloschi ex di turno, ma lo è anche Maxi Lopez, lo è Birsa, ammesso che scenda in campo. Insomma, contenuti e i significati e i risvolti ci sono per questo Milan-Chievo di stasera, che seguirà Verona-Cagliari invece in programma alle ore 18 allo Stadio Bentegodi di Verona. Andiamo con la Gazzetta dello Sport. Juve e Roma presentano guerre stellari, faccia a faccia tra le dominatrici a punteggio pieno del campionato. Tevez e Totti, le altre stelle dello scontro destinato ad accendere la galassia dello scudetto. Llorente titolare, Morata dice è come Real Barça, e poi dubbio De Sanctis, Skorupski è pronto, in effetti giocherà lui e non l'ex portiere del Napoli, poi è tra l'altro anche ex della Juventus De Sanctis. Bonucci dice lo scudetto è un affare solo tra noi e i giallorossi. Nainggolan dice i bianconeri no, è nostro il gioco più divertente. Questa è la replica del centrocampista belga che ha iniziato bene nella Roma. Poi ancora gli anticipi, il Milan di Menez e il Shaarawy resta ancora fuori. Borca Valero invece, per quanto riguarda la Fiorentina, un anno da Obama per cambiare tutto. Inter adesso fischia Mazzarri faccia a faccia con la squadra, e ne parlavamo insomma anche prima. Corriere dello Sport, Roma ora sei più forte, questa la frase attribuita a Tevez in prima pagina. Tevez esclusivo nell'intervista al Corriere dello Sport: quest'anno sono cresciuti, hanno tanti giocatori d'alto livello, però io credo nella mia Juve. Totti super, pure a Manchester mi impressiona la sua voglia, poi ci sono Pjanic, Gervinho, insomma tanti altri. Il KO di Madrid non peserà, questo non sarà il duello scudetto, occhio a Milan, Inter e Napoli. Sempre Tevez che dice con Allegri è cambiato tutto, Conte ci ha lasciato la mentalità, ma preferisco giocare come ora. Inzaghi è un Milan d'assalto, leggiamo in taglio alto, anticipo col Chievo, Menez con Torres, il Cagliari a Verona. Poi ancora sempre su Juve Roma, Morata vuole esserci, Allegri ci spera, Garzia senza De Sanctis, c'è Skorupski. Poi Bari e Perugia, 2 esami veri, il Crotone KO, così è la Serie B in campo. Poi ancora Messi nei guai, a processo per evasione, e ancora scommesse, Sassuolo sotto torchio. Chiudiamo con Tutto Sport che focalizza ovviamente l'attenzione sulla Juventus. Ce n'è un'altra di intervista esclusiva, se il Corriere dello Sport ha aperto con Tevez. Tutto Sport si concentra su Vidal. La Juve meglio dei soldi, ho vissuto un'estate tranquilla, questa società è casa mia e io non abbandono la mia casa. La Roma ha più qualità, noi siamo più squadra, dobbiamo aggredirli subito. Pereira mi assomiglia, però deve segnare di più. L'addio di Conte è stato scioccante, ma anche Allegri è un vincente. E poi tra Mazzarri e i tifosi all'Inter ora è frattura. Andiamo a leggere per quanto riguarda la squadra nerazzurra: Milan, Chievo da battere e Shaarawy, che caso. E poi il Torino, svolta Quagliarella, Toro mio vedrai, il bello deve venire. Queste le frasi in sintesi del giocatore
del Toro, che ha risolto la partita di giovedì sera contro il Copenaghen allo stadio olimpico. 4 punti per il Toro, che comunque comanda il proprio girone di Europa League, comanda allo stesso modo anche l'Inter, ma anche la Fiorentina e il Napoli nei loro rispettivi gruppi. C'è, ricordiamolo, un primato che si conserva per quanto riguarda la Juventus, nonostante sia uscita battuta dal Vicente Calderón di Madrid contro i vice campioni d'Europa, che sono tutti a tre punti, le 4 nel girone della Juventus, anche Olympiacos e Malmo, oltre appunto all'Atletico Madrid. La Roma invece è seconda dietro al Bayern Monaco, che di partite ne ha vinte 2, Roma che è a 4, ma ovviamente diciamo che ingolosisce la distanza tra appunto i giallorossi e il Manchester City, perché ci sono sempre questi 3 punti di stacco, 3 punti di margine dopo 2 partite. Insomma, Roma che ha cominciato piuttosto bene, ovviamente in un girone che è il più difficile di quello che è capitato alle squadre italiane. Detto questo, c'è stata, ricordiamo, c'è una giornata di Serie B anche da presentare, con l'anticipo di ieri. Livorno ha battuto il Crotone 1-0 al Picchi, ha segnato Bernardini. Oggi alle 15 si prosegue con Bari Modena, Brescia Varese, Carpi Provercelli, Cittadella Lanciano, Frosinone Catania, Pescara Entella, Spezia Perugia, Trapani Latina e Vicenza Bologna, mentre lunedì il posticipo è Ternana Avellino. Queste le partite Serie B. Si tratta della 7ª giornata, mentre in campionato siamo un turno indietro. Siamo alla 6ª, che come detto inizierà alle 18 di oggi con Verona Cagliari, stadio Bentegodi. Alle 20:45 c'è invece il Milan che affronta il Chievo a San Siro, un Milan che in casa contro il Chievo ha sempre vinto vince sempre da 7 anni a questa parte, anzi 7 anni erano le volte in cui fino all'anno scorso il Milan batteva il Chievo sia a Verona sia a Milano. Poi l'anno scorso è riuscita la squadra gialloblu a fare un punto, e questa sera, come detto, impreziosisce i contenuti la sfida tra Paloschi e appunto il suo maestro Pippo Inzaghi. Abbiamo anche le parole di Garcia, perché insomma mentre andavamo in onda nella nostra prima parte, gli abbiamo dato Allegri che ha presentato Juventus Roma. Attendevamo le parole di Garcia, l'allenatore della Roma, che ha detto il bello della gara di domani è che abbiamo giocato contro i campioni di Russia, di Inghilterra e ora quelli d'Italia, poi arriveranno i campioni di Germania. Qualcosa di fantastico. Facciamo questo mestiere per queste sfide, giocheremo con fiducia e ambizione. E poi ancora il modulo della Juve è lo stesso di quello di Conte, le differenze me le tengo per me, ci sono punti forti e punti deboli che cercheremo di sfruttare. Forse le loro posizioni tattiche sono più alte senza palla, questo però ci può aprire degli spazi interessanti. Non bisogna tornare al passato, riferimento a Juve-Roma dell'anno scorso, di cui Allegri parlava nonostante fosse allenatore del Milan un anno fa, mentre Garcia ovviamente allenava alla Roma e l'ha vissuta in prima persona. È un nuovo campionato, la verità di ieri non è la stessa di oggi, e conta solo giocare questa sfida. Chiunque vorrebbe farlo. Ho sempre pensato che la vittoria sia una conseguenza del bel gioco, l'abbiamo fatto martedì, proveremo anche domani. A volte si vince anche non giocando bene, ma dobbiamo adattarci alla partita cambiando quello che si può fare. La Juve fisicamente ha un buon impatto, è una delle loro qualità questa. Dovremo tenere palla, poi essere bravi a pressare gli avversari, e Atletico Madrid ad esempio pressa per difendere e per recuperare la palla. Il campionato non si decide domani, questa è una frase abbastanza in linea con quella di Massimiliano Allegri. Sarebbe una mancanza di rispetto pensarlo, potrebbe esserci però un vantaggio a livello psicologico che poi potremo vedere dopo la sosta. Certo, anche questa è una chiave di lettura, aggiungiamo noi, al di là del presentarsi a questa partita a punteggio pieno sia per la Juventus sia per la Roma, quindi il cammino assolutamente immacolato di queste due squadre fino adesso, e capire poi quale sarà la prima a cedere il passo, ripetiamo, ammesso che domani non finisca in parità e si possa proseguire magari con
con il duello, con un testa a testa che in ogni caso continuerà anche dopo la sosta. Proprio per questo ci sono 2 settimane dopo di pausa dal campionato di Serie A, in cui certamente la risonanza di questo Juventus-Roma col suo esito avrà la sua fetta di importanza. Quindi di certo è anche questo da mettere nel conto. Una cosa, se vogliamo, è giocare una grande partita come questa con un calendario intasato dai turni infrasettimanali, dalla Champions League, come c'è stato in questo ultimo periodo, quindi magari avere subito la possibilità di voltare pagina. Adesso si è davanti a queste 2 settimane di stacco, quindi anche andare a prenderla per il verso giusto questa gara Juve-Roma può essere ulteriormente significativo sia per l'una che per l'altra. Quindi domani ore 18 allo Juventus Stadium si incrociano Juve e Roma, 6ª giornata di campionato, entrambi ci arrivano a punteggio pieno. La Juve ha segnato 10 gol, non ne ha subito nessuno. Buffon lo scorso turno ha parato anche un calcio di rigore, poteva essere il primo gol subito dalla Juve in campionato, invece così non è stato. Ha parato un rigore a Dennis dell'Atalanta. La Roma invece ha subito un gol, ne ha segnati 9, quindi uno in meno della Juventus, per cui ci si arriva anche con i numeri abbastanza in equilibrio anche per quanto riguarda i gol segnati. Una Roma che nel corso del suo cammino, come detto, una rete l'ha incassata ed è stata quella di Parma, dove è arrivato il 2-1 quasi all'ultimo respiro, e in ogni caso sono stati 3 punti di fondamentale importanza, un po' come quelli della Juve a San Siro contro il Milan di 2 settimane fa. Questo ha detto il calendario fino adesso. Ora godiamoci questo Juventus-Roma tra poco più di 24 ore, anzi per la precisione tra 28 ore, perché si comincia domani alle ore 18 a Torino. Arbitro Rocchi. Intanto noi ci fermiamo, la 418esima puntata di Calcio Parlando sta per andare agli archivi. Intanto ringrazio tutti voi per essere stati all'ascolto. Un saluto, un ringraziamento in regia anche a Roberto Colombo e da Adriano Ancona, naturalmente il buon proseguimento sulle frequenze di Radio Padania. Avete ascoltato Calcio Parlando.